Amici bellini, ci siamo, è proprio martedì e quindi dobbiamo fare il nostro consueto approfondimento tattico post partita che non vi può mai mancare. Può mai mancare? Ne si può mancare Non può perché se ma sbagli, tu che ne sai? Tu che capisci? se sbagli a postarlo, Ancora peggio, parlano uguale. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini miei, prima di tutto benvenuto Fili14 e tutti i nuovi arrivati, benvenuti, state aumentando a vista d'occhio e questo mi fa piacere. YouTube non mi ha spiegato perché i like se ne scendono, purtroppo è come parlare con un bot quando contatti quelli di YouTube, non ci potremo fare niente. Voi impegnatevi di più perché quelli che poi vi tolgono li rimettete, non lo so, lasciate un like a prescindere. Se siete nuovi e siete capitati adesso, iscrivetevi al canale, vi divertite, c'è il canale Telegram, eccetera eccetera. I complimenti vanno ad Antonio Caputo. Che cosa sei tu? Sei il vincitore della giveaway, è stato già contattato, è già partita la produzione della maglietta. Di conseguenza vi ricordo anche e vi faccio vedere in ritardo il vincitore dell'altra giveaway, quella dei 5.000, che festeggia qua con i bambini, ballano fragili mentalmente, una roba spettacolare, quindi passate anche sull'altro store dei miei. Bando alle ciance, queste cose commerciali. e le marchette, quante cose. Sì, Basta. signori, 0-2, molto bene perché serviva una risposta importante dopo la sconfitta, lo stop. La sconfitta con la Juventus che poteva avere dei contraccolpi psicologici e immaginate un pochino in una giornata dove hanno vinto tutti, ha vinto l'Inter, ha vinto il Milan, ha vinto la Juventus, ha vinto il Napoli, ma ha vinto anche la Roma, ha vinto anche la Lazio e pure l'Atalanta. Quindi ragazzi, noi abbiamo questo score incredibile, questo trend, questo filotto che stiamo facendo perché ci faceva riflettere Guido Gentile. Fondamentalmente noi siamo ancora in vittoria consecutiva perché la partita con la Juventus era una partita di andata, quindi non c'è temporalmente là in mezzo. Però è importante sottolineare che il Napoli riprende da dove aveva finito, da dove si era interrotto, giocando bene, imponendosi dal primo minuto fino alla fine, un gol per tempo. C'è sempre la sensazione che quando tu la mantieni in bilico c'è quella paura da tifoso. La Sampdoria non crea molto e Ranieri, devo dire, è forse uno degli ultimi signori del calcio, perché non avendo noi più, come si dice, conferenze stampe di Gattuso, ci dobbiamo guardare quelle degli avversari e devo dire che per una volta Ranieri ha detto no, ma quando mai? Ho più da ridire magari su un fallo a centrocampo sul secondo gol, quello di Osimhen, ma il Napoli è stato più forte. Gattuso, chapeau, li fa giocare bene, sono forti, veramente un signore incredibile. Quando poi mi si viene a dire ma il Napoli viene aiutato eccetera eccetera, io dovrei farvi notare un paio di cose. Prima di tutto, ed era proprio evidente, cioè mi spiegate come non si può far intervenire il VAR quando c'è un pestone in area di rigore? Cioè un pestone in area di rigore che tu arbitro non hai visto, perché non hai visto, non è che devi giudicare l'intensità, non lo hai visto, è chiaro, non può non intervenire. Questo è più grave di quello di Zielinski, ragazzi, è più grave ancora, perché praticamente quello di Zielinski l'arbitro fa così, quindi vuol dire che l'ha visto, ha deciso e vabbè, hai sbagliato ma hai deciso. Questo è più grave, perché come fa il VAR a non intervenire? Spiegatemi. C'è il pestone si fa rigore. Quanti rigori hanno dato così? Gravissimo. È gravissimo perché in caso di parità di punti la differenza reti conta e se noi facevamo più gol nel primo tempo, quante cose. Tu Manolas partita brutta, magari si riprendeva anche psicologicamente, un bel rigore, vai, un gol in più a Insigne, niente, non ce lo danno, vabbè. Oltre a questo aggiungiamo il fallo di mano sullo scatto di Osimhen, il braccio larghissimo di Augello, mi pare fosse Augello, non lo so, braccio larghissimo dove chiamano un fuorigioco. Non ho capito come fai ad essere così sicuro, chi l'ha chiamato questo fuorigioco, erano a contatto, non abbiamo visto replay, non abbiamo rivisto le linee, non ci siamo, credetemi non ci siamo, quindi ci segniamo queste cose e ne parliamo quando si vince perché è importante. Inoltre, se tenete da ridire anche sul gol annullato, su quell'azione ce ne stavano due di falli, non solo le mani su Koulibaly ma anche una leggera carica al portiere da parte di Keita Balde
su Ospina. Quindi smettiamolo e togliamo tutte queste cose da mezzo e passiamo alla lavagnetta. Perché? Come perché? Ma perché s'ha da passare la lavagnetta? Non c'è nessun perché. Stai facendo Non tutto c'è tu. nessun perché. La vedete la formazione come è carina, e vi dovrò far vedere anche delle immagini, dei fermo immagini delle azioni più belle, perché il primo gol è stata una cosa spettacolare, veramente spettacolare. Allora, il Napoli si comporta così, oramai è chiaro, finalmente abbiamo un'idea di formazione tipo, possono cambiare gli interpreti, ma bene o male il Napoli si muove in questa maniera. Quando Fabian sta così bene e lo vedi bello in verticale, no? Succedono queste cose qua. Il gol che porta al gol di Fabian, ragazzi, è un'azione bellissima. Guardiamo insieme anche le immagini. L'azione parte da questa inquadratura, si vede benissimo. Parte da Demme che vede Fabian che si è messo in verticale, vedete, sta più vicino all'aria. Benissimo, dopodiché la palla arriva a Fabian di prima. Chiude il triangolo con il vertice più avanzato che Osimhen, che di prima, di tacco, la dà a Zielinski che gli è molto vicino, che di prima, non lo so se lo fa di prima, ma credo di sì, anche lui di prima, trova poi il movimento di nuovo Fabian, mentre Osimhen fa il contromovimento, un buon contromovimento, e Fabian poi la mette dove la deve mettere, nell'angolino. Molto bello, veramente un'azione bellissima. Gattuso non ha idee, Gattuso out. Ma che vuoi? Gattuso non ha idee, non ha gioco. Non abbiamo gioco. Vabbè, poi spiegatemi sempre che cosa intendete voi per gioco. Questo è un bel gioco, è una bella azione, è una bella trama di gioco, i movimenti sono quelli giusti. Parlando di movimenti, dobbiamo affrontare la questione di Osimhen, che fa un gol bellissimo e io quasi lo compaio. Insomma, mi ha ricordato leggermente il gol di Stefan Svok contro la Sampdoria. Io ero allo stadio in quel gol, scatto in verticale, Svok incrocia in realtà mentre Osimhen segna sul primo palo, però fa un grande gol, un grandissimo assist di Mertens. E che te lo dico a fare? Chi lo poteva fare l'assist se non Mertens che entra, ed è una sostituzione anche interessante da parte di Gattuso, coraggiosa. Il Napoli stava subendo qualche azione della Sampdoria, Gattuso non dà un segnale di paura, la famosa cosa che dite sempre, no? Gattuso trasmette la paura ai giocatori. No, non ha trasmesso niente, ha trasmesso voglio che Zielinski, che ha dato tutto, adesso Mertens per ispirare Osimhen, vogliamo fare il secondo gol invece di difendere il primo. E così è stato, perché Mertens trova il filtrante e Osimhen la controlla benissimo, tiene a bada il difensore e spara sul primo palo e segna. Ci sono delle cose che ancora non mi convincono di Osimhen, ed è tutto sta nei movimenti che lo portano poi a stare spesso in fuorigioco, e certi tagli che deve fare dal lato opposto, no? Una di quelle cose in cui Mertens è maestro, portarsi appresso macchine con la strada bagnata che fanno rumore, portarsi appresso difensori e aprire lo spazio per l'inserimento dei centrocampisti e delle altre ali. Ragazzi, Osimhen ancora così e così sotto questo punto di vista, ne è testimone quell'azione in cui Insigne trova lo spazio per tirare ma colpisce proprio Osimhen, che è andato a chiudere da difensore praticamente, e purtroppo deve ancora sviluppare questo istinto, deve capire il campionato italiano, lo sta facendo, ha le potenzialità fisiche per farlo, tecnicamente può essere anche acerbo, ma anche quello si può affinare. L'importante è che sta a tutto campo, che dà fastidio agli avversari, che è una spina nel fianco. Ragazzi, lo so, il prezzo è alto, lo capisco, ma non pensiamo al prezzo, pensiamo a quello che ci può dare. Pensiamo che su un giocatore del genere possiamo puntare l'anno prossimo seriamente e impostargli la squadra intorno. È importante. È importantissimo. E ritornando alla questione di campo, ovviamente, cioè, è bellissimo perché Fabian si può venire a prendere il pallone qua, ma poi si fa vedere bene, e Demme era in ottima forma, molto meglio di come stava con la Juventus. Ma andiamo per ordine, che ne dite? È meglio andare per ordine. Mi è piaciuto Di Lorenzo, la solita proposizione, Manolas qualche dolente nota, nel senso brutto passaggio che ha messo in difficoltà Demme, di testa le prendeva tutte, però comunque mi è sembrato il meno sicuro della difesa. Koulibaly un poco meglio, anche se ragazzi i lanci di Koulibaly non mi convincono
vincono tutti, fa qualche errore di troppo, anche lui insomma dobbiamo capire se non ci sta più con la testa, perché stanno diminuendo le prestazioni, la qualità delle prestazioni in generale, e allora non so se il Napoli deve puntare a trattenere, deve arrivare all'offerta giusta secondo me. Mario Rui è sempre lui, il paragone che ho fatto è questo: il Napoli è Mario Rui, il Napoli è quella squadra che capace di grandi cose tecnicamente e anche di salvataggi impossibili, perché Mario Rui ha fatto un paio di diagonali molto importanti e tecnicamente Mario Rui è forte come il Napoli è forte, però lo stesso Mario Rui tecnicamente poi sbaglia cross facili, sbaglia passaggi elementari come il Napoli, sbaglia cose facili, sbaglia col Genoa, sbaglia con il Verona, sbaglia, insomma, purtroppo è così, il Napoli è così, e la stagione del Napoli è la stagione di Fabian, dove comincia bene, Fabian cominciava bene anche con Zielinski a fianco, dopodiché si perde un po' per sua flemma, un pochino perché poi prende il Covid, un po' poi deve ritornare, e come il Napoli ha avuto il problema degli infortuni e non uno stato di forma precario per giocare troppo senza ricambi, ed ecco che adesso ritorna quando abbiamo tutti a disposizione un pochino di lavoro settimanale da fare, e il Napoli sta diventando di nuovo quella squadra spettacolare che ci faceva sognare all'inizio. Zielinski è il solito danzatore sul pallone, straordinario, stava per entrare un gol fantastico a inizio su cross di Politano, che insomma qualcuno ha detto così e così, a me non è dispiaciuto sinceramente, e Insigne anche bene, ma brillano su tutti secondo me Fabian, Osimhen, Zielinski, poi Mertens, e anche Dem mi è piaciuto molto, insomma veramente c'è poco da dire. Peccato per Lozano, cartellino giallo secondo me severo, salterà all'Inter, ma va bene anche perché magari gli facciamo recuperare un pochino la forma e lo abbiamo fresco con la Lazio. Uno sforzo in più da parte di Politano, se bisogna fare di necessità virtù possiamo farlo per una volta in più. Politano contro l'Inter ci può stare come storia del calcio, e poi Mertens, ragazzi, che bello. E io sapete che sono innamorato del belga, e quelle poche cose che deve fare: entra, si guarda intorno, un pallone c'ha, la mette bene, ed è una cosa straordinaria. Vi rendete conto, no? Vi renderete conto che adesso il cortocircuito è quello: se il Napoli fa bene, allora dovevi lottare per lo scudetto perché allora sei forte, e ti dimentichi che non potevamo essere forti se non avevamo i giocatori. Se il Napoli fa male, Gattuso out, perché quindi non c'è salvezza e non c'è purtroppo niente da fare. Si rincorrono discorsi, Sarri è sempre più sicuro, Gattuso che non conferma, vari discorsi di mercato. Avete visto che Ronaldo ha buttato, ho letto addirittura Ronaldo out su Twitter, quindi una volta che noi leggiamo Ronaldo out, come possiamo pensare di non leggere Gattuso out? Io mi sono messo l'anima in pace. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando fate i bravi, perché può essere pure che più tardi io vado live da qualche parte. Che cosa ne dite? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.